Jesolo, windsurf, SUP, foil, surf, wakeboard, la banana, barchetta, slider. C'è una barca! Eccoli! Yoga per l'amore, tutto. Non fatemi ridere. L'ho pagata, tanto. catamarano, a chiodo. Capitan Jack Sparrow. Me lo facevo più estremo. Abbandonare la nave! Cosa fai lassù? Ma dove vai? Siamo sotto una barca! Aiuto! Il mio primo raduno! Sì. Anch'io. Voglio bene. What's up, catamaraners? Come avete visto in chiusura dell'ultimo video, oggi sono a Jesolo perché io E Bridge? abbiamo avuto una grande idea, ma soltanto a fine video vi spiegheremo di cosa si tratta, una sorta di evento. Intanto, Facciamo vedere quello che abbiamo qui. dove? Al Bridgman Water Sports Center. E oltre a un sacco di giochi acquatici mortali, Bridge offre anche Lezioni di windsurf, SUP, e se il mare mai dovesse regalare qualcosa, c'è anche la possibilità di fare surf da onda. Ah no? Vabbè, è il mare Adriatico, ci vuole un miracolo. Ma non si sa mai. Ma una delle cose più caratteristiche di Bridge è che è possessore di una barchetta con tanto di UFO. Che cos'è l'UFO? Quella roba lì! Esatto! E non siamo mai riusciti a capotarlo, forse! Di simile c'è anche lo slider, che gli affezionati al canale si ricorderanno su questo video qui. Porca di quella... C'è una barca! La barca! La barca! Eccoli! Una roba mortale, ma troppo divertente. Però con la barchetta si può fare anche foil, surf, wakeboard, sci nautico, facciamo un po' di tutto. Ci possiamo attaccare anche la banana con più ragazze possibile. Inoltre ci saranno delle bellissime lezioni di yoga SUP, yoga sotto il sole, yoga per l'amore, tutto. Con chi? Con me? Anche se non sembra solo un insegnante di yoga, rispettabile, certificato. Ha anche un sacco di capacità nascoste. Non fatemi ridere. Qua non è che mi metto a fare i backflip o robe, Ma io dopo col montaggio faccio tutto. Ah sì? Guardala. Potrebbe essere la vostra insegnante, ma se non vi iscrivete non vi lascio su Instagram. Un ricattatore sono diventato. Madonna come mi tocca comprare la gente. E poi non dite che non vi offro esperienze celestiali. Cioè, l'ho pagata, tanto. Ma l'unica attrazione che non ho ancora provato e che proverò oggi per voi È il catamarano, che cos'è? una barca a vela con due scafi e ci si va a manetta. A manetta. No? Si va forte? Non ti va bene il mio linguaggio? A chiodo. Andiamo a provarlo. Oh. Ale! Abbiamo anche lo stagista in barca. Ma che bello è però! Mi sento come Capitan Jack Sparrow! No? Figo così! C'ho anche il caschetto, la sicurezza non è mai troppa. Safety first. Anche io sono sempre col giubbetto allacciato. Si va a vedere i pedalò delle coppie in genere. Coppie o solo tipe? O tipe o coppie che fanno sporcazioni. Ah, sei guardone? Tanti noleggiano il catamarano per questo. Cioè io praticamente sono seduto sul tuo No, tanti. Me lo facevo più estremo. Ah, ok, va bene. Ti sembra troppo tranquillo, dicevi? La boa. Vabbè, estremo. Ma sei scemo! Ma non è vero! Allora adesso è un po' più estremo adesso. Ma adesso come torno su? Qua. Abbandonare la nave! Capitano! Aspettavi questa, No, Cazzo. Dai, ci sei? No. Vai, corri. Cerca ragazzi, anche tu. Ah, sei già su te. Pier, cosa fai lassù? Non voglio bagnarmi, perché voglio andare in ufficio. Asciutto proprio. Bravo. Ci siamo arenati, Sto a posto lassù. Sì, adesso però ho bisogno di te, dammi una mano. Ti metti in piedi sullo scafo come ero messo io prima, Sì. ok? Vedi che c'è quella corda lì dietro? Sì. Ti appendi. No, se io mi appendo vado indietro. Esatto. Ma cado in acqua. Allora, no. Ci sono. Mi appendo sta corda. Ma non sono in mezzo, mi cade lo scafo sulla testa. No. Posso venire anch'io su lì? Ma essere sotto un treno così. Dai, ho paura. No, sto andando troppo avanti. No. Mamma mia. No. Vieni qua, Roby. Fabrizio, ma che cazzo succede? Ma dai! No, ma dove vai? Wow, no! Ma cos'è la ruota della fortuna? L'abbiamo fatto fare un 180, no! Ma sì, Sì. calma. Pronti? A far che? Ad appenderti. Vai dietro, bravo. No! Ma che cazzo?
E vai! E adesso siamo sotto una barca, ma non funziona così! Madonna! Cosa ha fatto a dire di sì? Aiuto! È abbastanza estremo adesso? Io non vengo più con voi due. Eri nel posto sbagliato! Bello, bello, ma... Ti è piaciuto? Sì, non è male. Io credevo di essere salito su un catamarano, non un'altalena. Ora ho capito quando si ribalta una barca, non è proprio una cazzata di tirarla su. È stato questo è difficile perché c'eri tu. Perfetto. Cioè, in pratica mi hanno portato in catamarano per farlo capottare. Esatto. Che bello. Ok, catamarano magari mai più. Vabbè, a parte tutto, il vero motivo di questo video, oltre che eliminare una bronzatura veramente scandalosa e alquanto imbarazzante, sì, lo so, è una sorta tipo di Fight Club. Avete visto, ma non avete visto. Però qualcosa nel cervello vi è passato. Insomma, oltre a questo motivo totalmente personale, è perché ci tenevo ad invitarvi al mio primo raduno! Sabato 3 settembre, Lido di Jesolo, Bridgman Water Sport Center! Ora vi spiego. Intanto devo trovare la voglia di andare di là col vento che va di qua. L'idea è semplice: provare a organizzare una giornata in spiaggia con tutte le diavolerie acquatiche possibili in compagnia mia e di un botto di altra gente. Ovviamente lo organizzerò solo in caso di bel tempo e quindi, molto importante, tenete d'occhio il mio Instagram, questo qui, dove qualche giorno prima di sabato 3 settembre vi darò conferma di tutto. Appunto perché mi piacerebbe che venisse fuori una sorta di festa di fine estate per salutarla al meglio. Il ritrovo sarà direttamente in spiaggia da Bridge, altezza piazza Brescia del Lido di Jesolo, dalle ore 10 fino a... sì, insomma, fino a notte fonda e finché teniamo botta per festa. E per chi volesse fermarsi a dormire, visto il periodo di fine stagione, c'è una buonissima probabilità che gli hotel abbiano dei prezzi super convenienti. Non vi assicuro niente, ma insieme a me ci saranno anche... Ci sono anch'io, vedo anch'io! Ci sono anche le tue ex! Sì, e forse... Ciao Robert, e il 3 settembre provo con tutto il mio cuore di esserci, va bene? Sei contento? Dai, basta! Voglio bene, ciao Robert. Sì, beh, su quest'ultimo non mi fido per niente. Crucose. Ovviamente siete tutti invitati, ma ben vengono signorine single carine disponibili. Oh, tutti maggiorenni, mi raccomando. Per chi sarà presente per il raduno, ci saranno diverse agevolazioni per tutte le attività acquatiche di Bridgman Waterfall Center. Sì, insomma, fioi, faremo un bel bordeo. Dai! Se non viene nessuno, non importa, faremo festa lo stesso. Vi ricordo di tenere d'occhio il mio Instagram, dove confermerò l'evento qualche giorno prima del 3 settembre. Giusto per farmi un'idea, commentate qui sotto: io ci sarò. Se siete convinti di venire, così almeno mi rendo conto in quanti disperati possiamo essere. Giusto per comprare delle birrette, sì, insomma, ci vediamo a Jesolo Beach. Beaches? Hey, yeah, wait, 1, 2. La Simona, 100 km nel Cancò. Ciao! Sapete qual è il rumore più bello del mondo? Questo è per pochi.